Guardatemi bene perché davanti avete un serial killer, gridava alla mamma e ai fratellini, il più piccolo di soli 10 anni con una catena di ferro in mano. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno messo fine a mesi di minacce e vessazioni nei confronti di un'intera famiglia ad opera del figlio più grande, un 24enne nulla facente del vittoriese di origini senegalesi. Imponeva così il proprio dominio in casa in assenza del padre deceduto, i fratelli trattati come schiavi. Dovevano lavargli la schiena, essere presente a tutte le sue esigenze. Ci sono delle lesioni anche sulla sorella maggiore abbastanza significativi. Se il cibo preparato non gli comodava, lo gettava tra i rifiuti. Quando era alterato e sotto l'effetto di droga, seminava terrore in casa. Picchiava le sorelle, gettava elettrodomestici dalla finestra, come quando buttò giù un televisore insieme ad alcuni quadri. Le prime denunce sono arrivate con le prime richieste di intervento della famiglia. All'inizio sono state un po'... non volevano denunciarle, ma poi sono state seguite dai colleghi del territorio. Le continue richieste, a quel punto sono state fatte le notizie reato alla magistratura, con le quali è stata seguita in un modo abbastanza significativo. E lo dimostra anche il fatto che è stato arrestato per ben 3 volte. Un soggetto pericoloso, la mamma e i fratelli vittime della sua ferocia. I militari hanno potuto agire su mandato della Procura della Repubblica forti di diversi referti di pronto soccorso e denunce presentate contro di lui. L'ultima aggressione nei confronti delle forze dell'ordine arrivata in casa sua l'ha portato al primo arresto ad ottobre. Il giovane si trova già in carcere a Santabona. Ora a suo carico sono diversi capi di imputazione, maltrattamenti familiari, lesioni personali, minacce, resistenza a pubblico ufficiale.